Io non andrei mai via da qua, qui è il mio territorio, ci sono quasi nato, cresciuto e per me l'idea di spostarmi in un centro affollato mi fa mancare il respiro. Soprattutto dopo questa pandemia, credo che le persone abbiano imparato a riscoprire quello che hanno vicino a casa. Ciao ragazzi, benvenuti a Corte Odiano. Sapete dove ci troviamo? Nel cuore delle Valli Grandi veronesi, nella fascia più a sud della bassa veronese, proprio dove c'è campagna, e poi c'è ancora campagna, e poi c'è campagna dappertutto. Quindi secondo me un paesaggio veramente ricco di fascino. Ma scoprirlo è una prerogativa di chi sa davvero cercare, perché i tesori che si possono trovare in questa terra, fatti di silenzio, di sapori genuini, di capacità di rispettare i ritmi della natura, la famiglia Ogliani li ha interiorizzati da una vita e ha cercato di trasmetterli attraverso questa struttura. E la loro è una storia veramente interessante perché è fatta di ricordi, ma anche di sfide che loro hanno vissuto e stanno vivendo tuttora. Noi siamo nati circa 15 anni fa da un'idea familiare, in quanto c'era la volontà di diversificare l'azienda agricola, ovvero di creare un qualcos'altro, un reddito diverso, no? E così in accordo con tutta la famiglia, dopo aver valutato tante questioni, abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura nel percorso dell'agriturismo. Voi avete investito in maniera importante, realizzando una struttura veramente notevole, in mezzo praticamente al nulla. E come mai proprio questa scelta? Noi riteniamo che sia un punto di forza essere in mezzo al nulla, perché ormai ben sappiamo che la gente un po' tende a fuggire dal caos, quindi meglio di noi che siamo proprio nel cuore delle Valli Grandi veronesi, abbiamo detto perché non creare un qualcosa di particolare qui, dove siamo nati, dove siamo cresciuti, dove c'è la nostra famiglia. Quindi abbiamo deciso di avventurarci in questa attività. Questo luogo è nato prima di tutto per l'accoglienza. La ristorazione è arrivata dopo. Ed è arrivato in un modo veramente singolare, perché è capitato, circa una decina di anni fa, che il cuoco che all'epoca qui lavorava, da un giorno all'altro si licenziò. E quindi Umberto con la sua famiglia si trovò di fronte al dilemma: come fare adesso? Come sostituire questa figura così importante, chiave nell'economia familiare dell'agriturismo? E la soluzione la trovarono proprio internamente, perché fu proprio Umberto a prendere in mano le redini della cucina, da autodidatta. Ed è ancora così. E dopo qualche giorno di meditazione ho detto: mamma, sto giro dobbiamo partire da soli. Faremo qualche errore, potremmo cadere, inciampare, sbagliare qualcosa, ma come tutti i miei colleghi che stanno eroicamente portando avanti queste attività, dobbiamo farlo anche noi. E da lì è iniziata la mia avventura di cuoco. E ti diverte? Certo, È arrivata la passione. un po' alla volta mi sta appassionando. E come tutte le altre cose che metto al cuore, qua ne metto 20 di cuori. Che sapori sono quelli che si trovano qui allora? Sono sapori che vengono prodotti dalla nostra azienda agricola o da altre realtà del territorio. Quindi noi puntiamo molto a valorizzare il territorio. C'è una rete anche tra di voi, vero? Assolutamente. Per me è una cosa importantissima questa di portare in tavola il mio prodotto, ma il prodotto anche di realtà locali
che faticano tanto quanto noi per realizzare un qualcosa di buono, di particolare, da portare sulle tavole dei nostri clienti. Quindi c'è una sorta di solidarietà o di reciproca collaborazione. Certamente. Per me questo fin dall'inizio è sempre stato una cosa fondamentale da portare avanti. La ricerca, qualora non sia disponibile nella mia azienda agricola, di prodotti locali da altre realtà agricole amiche del territorio. Questo è il vigneto di famiglia, o meglio il vigneto dell'azienda agricola di famiglia, perché un tempo un po' tutte ce l'avevano, più o meno grande. Guardate la bellezza di quest'uva, ci tengo a farvela vedere, guardate un po', anche perché dovete sapere che questo vigneto almeno mezzo secolo ce l'ha ed è ancora molto produttivo e l'uva ora non viene più trasformata in questa azienda, anche se c'è nei progetti di tornare a fare il vino, ma viene conferita in un'azienda qui vicino a Legnago ed è un simbolo questo vigneto di un profondo arrampicamento alla terra che continua ad essere il trait d'union, il comune denominatore di tutta l'attività della famiglia Oliani. È la terra che si trasferisce in tutto quello che fanno, dai piatti agli appartamenti. In sostanza, il sentimento che li lega alla terra diventa anche accoglienza e buon cibo. Solo io so le ore che dedico a questa attività. E quante sono? Incontrollabili e inestimabili. Spesso mi ritrovo anche in un semplice weekend a fare tante ore quante una persona comune le fa in una settimana, e questo credo sia significhi molto. E perché lo fai? Perché fai tutta questa fatica? Perché la mia famiglia ha investito tantissimo in questa attività e io non voglio deluderli. Ho partecipato a questo investimento, ma non in termini monetari, ma in termini di cuore proprio. Quindi voglio che l'attività vada al meglio e per questo dedico anima e corpo all'attività. Io in primis, ma la mia famiglia tanto quanto me. Il bello di un agriturismo, in genere di tutte queste strutture, è che comunque la famiglia è al centro di tutto. E allora il rapporto che nasce con i clienti non è soltanto di tipo commerciale, ma diventa anche un rapporto di amicizia, un rapporto umano, che Umberto cura in maniera particolare, perché anche quest'estate sono tornati a trovarli gli amici olandesi e lui ha preparato una sorpresa da gustare in piscina. Non c'ho neanche il costume. È difficile farsi strada o farsi conoscere in questa location geografica e con questo lavoro? Sì, non è per niente semplice perché le Valli Grandi sono un territorio molto vasto, però a distanza di ormai 13 anni dal nostro inizio dell'avventura, i frutti li stiamo raccogliendo, la gente inizia a conoscerci
e stiamo lavorando sodo per mantenere i clienti che ci siamo fatti negli anni. Perché uno deve venire qua? Qui trova la tranquillità che non trova da nessun'altra parte. Quando mi sposto ho sempre il bisogno di tornare alle mie origini, in quanto trovo una tranquillità che altrove non riesco a trovare In ogni stagione? in ogni stagione. Qual è il bello di ogni stagione? I colori che cambiano in maniera continua, la nebbia che tanti la insultano ma fa parte del nostro paesaggio, e l'inverno alla mattina quando c'è tutto ghiacciato e la campagna dorme, quelli per me sono colori fantastici. E poi la primavera e l'estate che vengono da sé per i colori che ci offre la natura, la campagna e le piante che la fanno da contesto. Secondo te c'è ancora la capacità di riconoscere queste emozioni? Sì, sì, secondo me sì. È un ritorno a se stessi questo, secondo te? Certo, credo proprio di sì.